Euroregione News. Finali nazionali a Lignano di ginnastica artistica. Iniziate il 26 aprile scorso presso il Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro le finali nazionali di ginnastica artistica Don Bosco Cup 2019, maschile e femminile, sino a martedì 30, con la responsabile nazionale per la ginnastica artistica delle polisportive giovanili salesiane, Monica Malabotta. Anche quest'anno a Lignano, qui al Bell'Italia, per le finali nazionali che coinvolgono tutte le regioni provenienti da varie parti d'Italia, per concludere i campionati regionali che vedono qui a Lignano la finale molto attesa dalle ginnaste, dalle società e anche dalle atlete e dai genitori stessi. Infatti in questo ambiente sicuramente a misura d'uomo, a misura di ragazzina, loro attendono tutto un anno questo momento per poterlo vivere insieme alle loro amiche, insieme alle loro allenatrici, e appunto per vivere questo momento di sport ma anche di socializzazione. Allora, le atlete in gara sono circa 1300 e con accompagnatori al seguito raggiungiamo le 1500-1600 persone in 5 giorni di gare. Sono suddivisi in 2 periodi. Abbiamo il primo periodo che vede la partecipazione dal 25 al 28 di aprile, il 28 riparte un gruppo, ne arriva un altro per concludere le finali il 30 di aprile. Suddivise per capacità e per programmi. Noi nel nostro circuito abbiamo i programmi che vanno dall'A al D e nel primo periodo abbiamo visto i programmi C e D, la sezione maschile con la partecipazione di un'ottantina di ginnasti, la gara di squadre e di collettivi, mentre nel secondo periodo abbiamo le ginnaste più esperte con i programmi A e i programmi B. La ginnastica artistica è una disciplina sportiva che vede la propria gara su 4 attrezzi: il corpo libero, la trave, il volteggio e le parallele. Tutti e 4 gli attrezzi. La somma di questi 4 attrezzi decreta poi la campionessa nazionale e da lì tutta la classifica. C'è anche una partecipazione e una classifica all'attrezzo singolo, quindi insomma un pochino più di possibilità di prendere qualche podio o di vincere almeno una medaglia. L'età viaggiano dagli 8 anni compiuti, perché da disposizione CONI sotto gli 8 anni non possiamo pensare di avere dell'agonismo. Sono 8 anni compiuti fino a quando hanno voglia di gareggiare e di mettersi in gioco, quindi abbiamo anche delle ragazze trentenni che nella categoria senior ancora si cimentano nel nostro campionato, e quindi assolutamente un'ampia fascia di età. Qui torniamo sicuramente l'anno prossimo, adesso poi le date le conosceremo dopo gli accordi che prenderanno con la gestione interna, comunque sempre tra il mese di aprile e maggio. Questo è un appuntamento sentito e quindi atteso da tutti, e quindi tra un anno ci ritroveremo qua. Molto bene, sono molto disponibili le strutture, la gestione, il cibo è buono, le società sono contente, quindi insomma direi tutto molto bene. Bella poi la struttura, si vede anche bello con il palazzetto, dà proprio l'idea dell'importanza di una finale nazionale. Dal Bella Italia Village di Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.